Ciao a tutti piaderoli, oggi vi propongo una partita di Battle.net di Warcraft 3 The Frozen Throne. Questa è una partita 2 contro 2, non ho mai messo neanche finora, quindi direi che comunque può essere un bel caricamento per voi. Io come sempre mi trovo insieme ad un alleato casuale, lui utilizza gli orchi e io utilizzo invece i non morti. Adesso vedrete in blu le mie unità, in ciano vedrete le unità del mio alleato e in rosso invece vedrete le unità dei nostri, diciamo, avversari. I nostri avversari controllano i non morti uno e gli orchi l'altro, praticamente siamo speculari. Intanto cominciamo con il gameplay. Allora, intanto lui prende il comando delle unità mie e io prendo il comando delle unità sue. E lui, visto che comunque non gli serve tanto l'oro, e almeno mi dà un po' di boost di inizio a me, perché io facendo l'inizio con i ragni sono un pochettino più lento, così mi dà una mano, perché si possono condividere anche le risorse in 2 vs 2. Cosa molto bella. Allora, ovviamente lui farà lo start invece normale, classico. E in genere in 2 contro 2 gli orchi utilizzano tutti il Blade Master, quello che può diventare invisibile. Cosa importante nel 2 contro 2 per un non morto è chiudere la base. Adesso qui è molto larga, cioè chiudere la miniera con le costruzioni. Adesso qui è molto larga, però cercherò di farlo, adesso vedrete. Evocazione completa. Lui sta facendo lui fa il Blade Master come eroe e invece mi faccio il mio Cavaliere della Morte. Adesso mando un po' veloce le prime fasi. Evocazione completata. Ok, lui mi dice che va a vedere con il suo col Blade Master. Qui adesso io non lo vedo, cioè voi lo vedete ma io nella partita non lo vedevo. E lui arriva con il suo Blade Master invisibile, l'orco avversario, per cercare di farmi secchi i miei accoliti. Però io avevo già fatto preventivamente, perché conosco le tattiche degli orchi, mi ero già fatto preventivamente una mia torretta che congela, insomma, che rallenta, in modo tale da riuscire a salvarmeli. E poi lo comincio a rullare. Quello era un oggettino per individuare le unità invisibili. Riesce comunque a scappare, però così ha capito che non ha a che fare con un imbecille, insomma. Evocazione completata. E quindi lui se ne torna indietro dopo aver preso un sacco di botte e non aver fatto nessun danno. Ok, qui il mio compagno intanto è lì che va in giro per la mappa a perlustrare, essendo invisibile, e comincia a fare creep, a fare esperienza con l'eroe. È molto importante che il non morto salga bene di livello. Questi sono i creep più facili. Qui intanto il mio alleato sta facendo azione un po' di disturbo qui al non morto che sta facendo creeping. A me invece l'altro orco fa creeping e a me non mi caga praticamente. Qui salgo di livello e andiamo avanti. E quindi le fasi un po' iniziali sono un pochettino statiche, diciamo. Qui adesso decidiamo di fare un creep un po' più grosso, in 2. Vedi lui che comincia a fare, vedete che comincia a fare le unità da corpo a corpo, i grunt. E vado avanti a fare ragni invece. Qui gli ho fatto una copia per mandarla un po' ad esplorare, una copia che non fa danno. Lui si salva in estremis un grunt. Salito di livello anche lui, finalmente. Il mio quanto manca? Ancora ce ne vuole, per arrivare al livello 3. Ok, c'è da dire che gli orchi utilizzano tutti questi oggettini per curarsi le unità. I non morti non ne hanno di queste cose carucce. Però comunque poco male, perché io me li curo con l'eroe e le truppe. Però l'eroe non me lo posso ricaricare. Qui continua a fare azioni di disturbo. Il mio alleato, molto bravo. Evocazione completata. Seguiamo un pochettino il suo gioco. Pam! E gli frega il ragnetto. E si fa esperienza così facendo danno. Qui mi dice double UD, non so perché, ma sono veramente due. E qui gliene secco un altro di ragno. Il Blade Master è molto tosto, fa molto danno. Qui forse riusciamo a seccarlo, no. Potenziamento Se completato. lo salva. Quindi è molto bello il 2 vs 2 perché si collabora parecchio. Adesso finiamo il creeping che aveva iniziato il non morto. Allora, ricordo sempre che il non morto, io sono quello colorato
colorato di blu, il non morto avversario invece è colorato di rosso, l'orco ciano è il mio alleato e l'orco rosso invece no, e l'altro è l'avversario. Diciamo che comunque con questa mossa che abbiamo tirato giù 2 o 3 ragni al non morto abbiamo decretato un bel vantaggio. Tanto qui sto facendo tecnologia, adesso mi sto facendo l'accolito per farmi la struttura che fa l'ombra, che rivela le unità invisibili, molto utile contro i ragni che vanno sottoterra, così li rendi visibili, è molto utile contro il Blade Master avversario, che lo rendi visibile anche quello. Lui adesso mi sta dicendo vita, andiamo, ovvero adesso si curerà l'eroe e poi cominceremo ad attaccare. E quindi andiamo avanti a fare creeping. Poi adesso si sta andando a curare. Le nostre ricerca contro attacco. Io gli faccio vedere che ci stanno togliendo le nostre vedette invisibili. Sprecato. E qui adesso andiamo a beccare da dietro il Evocazione completata. non morto. Cerchiamo di chiuderlo. Lui fa tutte queste manovre evasive, non si capisce perché. Però rimangono molto da soli. Invece noi collaboriamo parecchio, siamo sempre vicini. Questo è un grave errore in 2 contro 2. E qui adesso lui si è messo anche l'eroe troll che rallenta e trasforma le unità nemiche, così si è seccato un altro ragno. Ricerca completata. Intanto io mi sono fatto la ricerca che i ragni possono andare sottoterra per nascondersi. E lui continuiamo a seccare unità al ragno, al non morto. Evocazione completata. E qui già abbiamo dato una svolta all'incontro, diciamo. Adesso andiamo a attaccare l'orco per cercare di indebolire anche l'orco, il non morto non sa più che cosa fare, si era chiuso bene, però abbiamo proprio preso in contropiede. Arriva Litz, il mio secondo eroe, che adesso dovrebbe arrivare giù, che è qui, che sta arrivando con tutta la sua benemerita calma, e cominciamo a rullare un po' di gente. Qui adesso comincia lo scontro finale, diciamo, quel che ne resta. Potenziamento completato. Un eroe alleato è stato ucciso. E qui Baton è ritirato. Adesso vediamo l'ultimo pezzo del combattimento, ma tanto cerca di cercarmi il ragno ma riesco a salvarmelo. Qui viene e muore anche l'eroe principale del non morto. Qui adesso cominciano a uscire tra un po' perché vedono che non c'è più partita. Si cerca di nasconderli, ma tanto c'è l'ombretta che li vede. Qui gli è rimasto anche un ragno qua. Cerca di nasconderlo, ma tanto c'è l'ombretta che lo vede. È buffissimo, è morto anche il secondo eroe del non morto. Diciamo che noi abbiamo collaborato molto meglio di loro. Uno ha lasciato la partita e anche l'altro ha lasciato la partita. Così la partita finisce, abbiamo vinto, no, stravinto proprio, non c'è stato proprio margine. Loro erano anche forti sulla carta, erano dei livelli abbastanza alti. Io sono a livello basso io, e invece il mio alleato era bravo, si vedeva, infatti ha fatto una buona azione lui di disturbo iniziale al non morto, in modo tale da cercare un po' di limitare il crippaggio, insomma, quello che si fa per salire di livello. Per cui è stata una bella partita, ditemi cosa ne pensate, e spero vi piaccia la novità del 2 contro 2 che non l'avevo mai caricato, e vi ringrazio per l'attenzione. Alla prossima allora, ciao a tutti piederoli!